Case popolari. Dati sorprendenti. Sono sempre più gli italiani che ne fanno richiesta. Pubblicata la graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del comune di Treviso. I partecipanti sono stati 590, 29 gli esclusi perché mancanti dei requisiti necessari. Rispetto a quanto accadeva negli anni scorsi, dove gli extracomunitari la facevano da padrone, il 65% delle richieste è arrivata da cittadini italiani in forte disagio economico e sociale. Tra di loro c'è anche chi attualmente risulta essere seguito e sostenuto dai servizi sociali e risiede in un alloggio temporaneo. Ora potrà stabilizzare la propria posizione. In cima alla graduatoria, cittadini che vivono con un reddito inferiore alla soglia minima garantita, 6.000 euro all'anno. Genitori con figli a carico, madri soprattutto e, come previsto dal bando, i lavoratori con il radicamento contributivo più ampio. Sulle case popolari l'amministrazione ha in programma un intervento importante. 90.000 di questi 600.000 euro saranno destinati al minimo vitale, cioè alle fasce più deboli e in marginalità della popolazione, e 500.000 euro saranno destinati al ripristino di ben 22 alloggi di proprietà comunale che potranno essere quindi messi a disposizione della graduatoria degli aventi diritto, quella graduatoria che recentemente è stata aggiornata. Quindi entro il 31 dicembre buona parte di questi appartamenti verrà ripristinata e quindi verrà resa disponibile.